adesso, a proposito di piazze, una ragazza che girerà le piazze della Sardegna con il suo tour Altro che Miss Italia, lei e signori, Miss Bidda! Buonasera. Come sei? Scusa? Sei tutta con le calze rotte. Ci imbruccano sempre perché devo fare in fretta. Ma scusa, che figura mi fai fare? C'è anche Michela Giangrasso che organizza Miss Italia qui in Sardegna e tu ti vieni... Ma è femmina, Massimo. E vabbè, t'accintra. Allora, lei è Miss Bidda, il cui nome è? Francesca per gli amici in mano. Diminutivo di Franci, non chiedermelo perché... Vabbè, come va Manu? Insomma, sono incavolata a fucsia. Fucsia, come mai? Perché mi hanno invitato a un concorso di bellezza, no? Beh, c'è una Miss, e dove ti hanno invitato? A Callara. A Callara? È un paese in provincia di Oristano. Ogni anno fanno questo concorso, Miss Callara. Vabbè, bellissimo, concorso fare tu. A parte che mi hanno dato numero 3 e a me i numeri pari proprio mi portano una sfiga. Vabbè, veramente 3 dispari, non è che sia pari. Vabbè, comunque, le concorrenti brutte, cioè ce n'era una che era un trans. Un trans, ma che mai è un trans? Le vuoi dai. sapere le sue misure? Quali erano? 90, 60 più 30 e 90. Ma dai, non dire queste cose, smettila! Poi ce n'era Cosa una... arrivi tu, scusa? Poi ce n'era una alta così, con la pancia così, che se si coricava era più alta praticamente. Non fai delle concorrenti adesso, E poi ce n'era una brutta, ma brutta, che se la vedeva dagli argento si impressionava. Addirittura? No, Paolo. A parte che c'è io, Miss Bidda, con questa gente sono arrivata a quarta. Vabbè, quarto è un buon piazzamento, scusa. Ma se eravamo in 4. Perché eravate solo 4, scusa, Vabbè, c'è. Io, per fare una cosa del genere, ho dovuto rinunciare a cose molto più importanti, capito? Tipo? Mi dovevo fare la sfilata, cosa avevi? No, mi dovevo fare la ceretta linguine. Infatti sono dovuta andare a cespuglio, perché... Ma che ma che grezza! Ma dai! Comunque vedrai che arriveranno proposte di lavoro e vincerai altri concorsi. Allora, proposte di lavoro ne sono già arrivate, se per quello mi ha chiamato Dolce Gabbana. Davvero? Eia. E perché cosa? Per fare la modella? No, gli serviva una zeracca. E vabbè, per iniziare, cioè... Vabbè, altri progetti per il futuro? Sì, il cinema. Ah, vorresti fare il cinema? No, vorrei andare al cinema, perché in Bida l'hanno chiuso, non c'ho mai passaggio per andare a Garboni a vedermi i film di Moccia. No, Cioè, troppo Moccia! Chi è di Moccia? sono troppo Moccia, belli. Federico Moccia, Scusa, ma ti chiamo Amores, 3 metri sopra il cellophane, scusa, ma ti voglio spesare. Vabbè, ho capito. Troppo belli. Che consigli daresti alle ragazze che vogliono diventare Miss come te? Allora, ragazze, A dovete... proposito, tu sei fidanzata? Sì, tranne venerdì e sabato che mi sbagasso. Ma non dire queste cose che sono Ma ragazze... se sono le serate Ma io, migliori! scusate, io mi scuso con tutte le... Oh, ma che immagine diamo della Michela? Ma anche da te sono ragazze così, scusa. No, assolutamente no. Ecco, No, te lo posso assicurare. Allora, cosa volevi dire? Come devono essere le ragazze? Volevo dire, ragazze dovete essere eleganti come me. Sì. Poi tutte acqua e sapone neutro, semplici, ma soprattutto dovete essere molto, molto disponibili. Ok? Ma non con la gente povera, quella che non se la caga nessuno, No. Tutti quelli un po' più... Vabbè, andiamo, saluta gli amici di Videolina. Ma siamo di nuovo a Videolina? Siamo Videolina. Ma non siamo in diretta con Teletratalias? Ma che tre trattalia? Siamo a Videolina. Cioè, io atteggiandomi. Ascolta, se lo sapevo non mi sarei messa neanche il deodorante, guarda. Ma vai! Mi